È molto difficile parlare oggi di come stanno cambiando le nuove tecnologie, perché la rivoluzione tecnologica, la prima rivoluzione tecnologica è compiuta. Adesso ci proiettiamo verso l'intelligenza artificiale e in particolare attraverso questa nuova forma di comunicazione che è il metaverso, e su questo dobbiamo cercare di indagare, quindi capire anche quali possono essere le opportunità e quali possono essere in realtà i rischi, che sono tanti. Sono molto contento che a Real Monte istituzioni, la scuola e la presenza di alcuni ragazzi della scuola media hanno caratterizzato un interesse comune per una crescita che metta al riparo le giovani generazioni dal fatto che qualcuno possa spezzare i loro sogni. Ultimo appuntamento della rassegna culturale sulla legalità. Questa sera c'è un dialogo con l'autore, il professore Pira, che è un sociologo e che con noi sta facendo delle considerazioni e parlando del suo libro, I figli delle app si chiama, che tratta il delicatissimo tema della privacy, del web, di questo mondo interattivo e digitale di cui fanno parte le nuove generazioni e che i genitori dovrebbero conoscere di più e sicuramente i ragazzi utilizzare con maggiore consapevolezza. Dico, io come sindaco del territorio chiudo questa rassegna, ce ne saranno tante altre, torneremo a programmare Memoria e Patrimonio ringraziando tutti coloro che hanno partecipato, la FIDAPA, il CIF che stasera con l'avvocato Licata e l'avvocato Sinaguglia hanno fatto degli interventi ciascuno per le proprie competenze, essendo l'uno un avvocato e l'altra un magistrato onorario, e anche il professore Carruba che ha moderato l'intera serata. Voglio ringraziare anche il dirigente scolastico, la dottoressa Fazzi, che è sempre con noi e ha dimostrato ancora una volta di avere a cuore il mondo dei ragazzi. Loro sono il nostro presente e costruiranno il nostro futuro, quindi informarli, renderli più consapevoli, non solo li custodirà, li tutelerà in ordine alla privacy, ma li renderà appunto più consapevoli. Oggi presentiamo qui a scuola, grazie all'intervento del professore Pira, il libro I figli delle app. È un argomento estremamente importante e di grande attualità, soprattutto per noi che lavoriamo nelle scuole. Oggi è importante capire quali sono gli strumenti che abbiamo noi e che hanno i ragazzi, soprattutto perché sono in continua ricerca della loro identità. E noi dobbiamo aiutarli ad utilizzare tutti gli strumenti tecnologici, ma in maniera umana, con un nuovo umanesimo. Il CIF sezione di Real Monte questa sera ha voluto partecipare a questo incontro sempre per andare a rappresentare quella che è l'importanza della legalità contro ogni forma di violenza. Il libro del professore Pira è un libro molto interessante che parla di quelli che sono i benefici ma anche i risvolti negativi delle app. Io in particolare mi sono occupata di quelli che sono gli eventuali reati che con l'uso delle app possono essere realizzati. Parliamo di stalking, parliamo di revenge porn e purtroppo di tante altre fattispecie di reato che attraverso la rete vanno ad invadere la sfera privata e a causare dei danni a delle vittime di questi reati. La parola d'ordine quindi deve essere la prudenza, fare sempre affidamento eventualmente alle forze di polizia, all'autorità giudiziaria per trovare una giusta tutela di fronte a questi nuovi crimini. Una serata dicevo molto formativa perché oggi abbiamo capito dagli interventi l'importanza di questo argomento, della legalità e soprattutto del tema del libro, quello figli delle app. E capiamo molto da questi interventi che oggi abbiamo sentito che siamo molto lontani da quella che è la realtà, le difficoltà e quello che effettivamente queste app e queste nuove tecnologie ci può portare. L'uso giusto di queste tecnologie può servire sicuramente a migliorare la nostra cultura e il modo di vivere, però bisogna essere molto attenti all'uso sbagliato che se ne può fare. E oggi una serata come questa è molto importante, spero che incontri come questi siano sempre più presenti nella nostra vita e noi come comune siamo promotori e siamo contenti di questi eventi.
La FIDAPA sezione Porto Empedocle Realmonte oggi ha preso parte a questo convegno importante sulla presentazione del libro Figli delle App del professore Pira, un momento interessante di crescita relativo alla conoscenza sull'uso consapevole di quella che è la tecnologia, soprattutto tra i ragazzi. È un momento di condivisione anche tra i formatori e i genitori. Abbiamo affrontato la tematica relativa al metaverso, questa nuova realtà virtuale che ci aspetta e tutti quelli che possono essere i rischi connessi all'uso e abuso della tecnologia. Sonia Sinaguglia, FIDAPA sezione Porto Empedocle Realmonte. Si conclude la rassegna letteraria Incontri d'autore sulla legalità, una rassegna letteraria condivisa dall'amministrazione comunale, un grazie al sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca, l'amministrazione comunale, grazie al distretto turistico Valle dei Templi e il suo amministratore Fabrizio Lagaipa. Un momento in cui le associazioni locali, e qui un grazie va alla FIDAPA di Realmonte, al CIF della sezione di Realmonte, ai Lions Club che hanno condiviso questi due momenti insieme per condividere stasera una riflessione, cioè l'uso che oggi noi facciamo delle app, l'uso delle tecnologie. Addirittura dicevo poc'anzi come esiste una disciplina, la tecnoetica, cioè capire il modo in cui noi ci comportiamo e il modo in cui noi dobbiamo comportarci con le tecnologie. Ecco, oggi è un momento per riflettere insieme alla scuola, un grazie anche alla dirigente scolastica, la professoressa Graziella Fazzi, quindi le istituzioni insieme per riflettere quali strategie educative attraverso un libro, il libro del professor Francesco Pira, I figli delle app.